che tu sia, sei pur sempre casa mia. Casa tua e anche casa nostra. Ma sì, però è una cosa che si possono dire. Ragazzi, abbiamo avuto visita. La porta è spalancata. Beh, qualcuno entri e vada a dare un'occhiata. Io sconsiglio vostre mentate. Meglio chiamare la polizia. E che cosa denunciamo? Se prima non andiamo a vedere che cosa è sparito? Sempre detto io che bisognava mettere la porta blindata, il catenaccio, le feriate e il sistema d'allarme. Sì, e anche un cannone e un sistema di videosorveglianza. Che tifoni. Entrerò io. Chi? Tu? Sì. Che meraviglia! Cucciolo! Che meraviglia! Venite a vedere! C'è la meravigliosa fanciulla che dorme nel letto del pisolo! Cosa? Una strada addormentata. Proprio che... E non proprio che cosa? Non lasciare i discorsi a metà! È bella come una rosa, dolce come un pandoro, tenera come un formaggino. Non dire così che mi viene una gran fame! Zitto tu! Che ti sei appena mangiato un bollite? Ossa comprese! Era solo uno spuntino. Ehi ragazzi, si è mangiato anche il budino. Cosa? E adesso cosa mi resta da mangiare? Cosa ti resta da mangiare? Cosa ci resta da mangiare semmai, razza di pozzo senza fondo? Per favore ragazzi, mettiamolo a discutere. Ora è il momento di pensare a come agire. Già. Come agiamo? Io dico che quella è una clandestina, affamata e senza il permesso di soggiorno. Andiamo allora. Giusto, buttiamolo dalla finestra. Misericordia, buttarla dalla finestra. Sì, forse è meglio dalle scale. Pronto. È una fanciulla e magari bisognosa di aiuto. È caso di sbarazzarcene subito. Ma no. La svegliamo, le chiediamo chi è e cosa vuole. Ci penso io. Ho già un bel pettacolo. Ma che cosa fai? Attenti ragazzi, si è svegliata, eccola che arriva. Per forza che si è sbagliata, con tutto il baccano che avete fatto. Buongiorno, chi siete? Piacere. Buongiorno. Chi siamo noi? Dici chi sei tu piuttosto! Mi chiamo Biancaneve. Sono una giovane principessa. Oggi ho vagato nel bosco per giorni e giorni perché la mia cattiva matrigna voleva vedermi morta e doveva farmi la festa nel bosco il signor Pellegrino. Ma poi, anche se io volevo andare al mare, ho girovagato e sono arrivata nella vostra bellissima casetta. Povera, che tragico destino. Ma guardatevi, 6 tondi che si bevono un
connubio di fesserie. Un maresciallo complice di un'immigrata clandestina, con un matrigna assassino. Questa non l'avevo mai sentita. Calma, cara. Contro si è svegliato con la luna più storta del solito stamattina. Tu sei con un raggio di luce chiuso le vie della nostra casetta. Oh, che gentile, grazie di cuore. Posso rimanere qui con voi? Biancaneve, sii la benvenuta nella nostra casetta.